conclude qui, a me non resta che darvi Bella appuntamento a raga, ciao a tutti dal domani per commento la diretta veneziano, del Fioi. Gran Volevo Premio farvi vedere questo. classe Ho perso la MotoGP. pole in Qatar per 30, no, guarda, per 32 millesimi da Vale Rossi. Non ho parole, Fioi, ma siamo tornati ragazzi in questa stagione. Voglio vincere il secondo mondiale e voglio vincere il primo mondiale in Ducati, in moto italiana, non mi interessa. Moto italiana, pilota italiano, mondiale. Come potete vedere le sue impressioni, insomma, Lorenzo ha vinto un altro titolo, Danny Kent ha fatto il vuoto veramente in Moto 3 e Rabata 3 titoli vinti in 5 anni. Un saluto a tutti Complimenti. Niente ragazzi, siamo con la Ducati, siamo sempre con Gondolari Team ragazzi, ma adesso Gondolari Team ha preso lo sponsor ufficiale Ducati con la Team Telecom Italia Mobile. In compenso mi hanno dato anche Adriana Lima come, insomma, come presente, come regalo, me la sto trombando più non posso in iBox e niente, andiamo, voglio subito la prima vittoria, purtroppo per la pole, Fioi, è una maledizione, è da un bel po' che non vado in pole position. Vai Fioi, ho perso una pole indescrivibile. Siamo contro Vale Rossi, ragazzi. Rossi ha detto che vuole il titolo quest'anno ed è partito bene. Vai Kume, go Kume go. Inizia il mondiale, sesta stagione per il Kume. E Marquez subito si inserisce. Che ha perso un titolo, ragazzi, incredibile. Ha perso Marquez. Ha perso 2 titoli in 2 anni clamorosi. Uno contro l'esordiente veneziano e uno contro l'esperto Lorenzo. Ma come ho fatto a perdere la pole non lo so, ragazzi, signori, è veramente incredibile. Ed è importante fare le pole perché voglio riempire il carniere, cioè quando mi ritirerò voglio avere tantissime pole, tante vittorie, anche perderne una è pesante. Beh, il Kume ragazzi in Qatar non ha quasi mai sbagliato. Dobbiamo partire bene, Fioi. Voglio fare le 2 grandi gare Austin. Qatar e Austin, attenzione Marquez, subito incattivito Marquez. Ha perso un mondiale già vinto, ha perso un mondiale già vinto. E Veneziano risponde a Marchetto. Marquez e Veneziano vuole riportare la Ducati ai vertici. Tanto è arrivato terzo l'altro anno. In questa stagione festeggeremo anche le 100 gare comandiane, hashtag 100 gare comandiane, 100 di questo Kume. E soprattutto ragazzi ricordo il profilo Instagram commenda_veneziano, dove poter seguire Veneziano nella vita reale che tromba con Adriana Lima, sponsor team. E poi nello sponsor Telecom c'è stata anche la Belen, Bianca Balti mi sembra, e qualche altra troione, non so mi ricordo. Vai Kume, illuminaci. Illumina di immenso questo deserto catariota. Il Kume sta guidando in maniera impeccabile per il momento, eh? Una delle tipiche gare del Kume, perfetta, autoritaria. Una gara che manca da tanto tempo, però non vinco da una vita. Non vinco da troppo tempo purtroppo. Primo giro completato nel deserto del Qatar. Bravo Kume, tanto c'è il giro record, ma bisogna farlo nel secondo giro, vediamo se riesco a fare almeno il double vittoria e fastest lap, visto che ho perso la pole in maniera ignobile proprio. Bravo Kume, per il momento stiamo guidando in maniera sensation. Però non vedo l'ora di ritrovare anche la pole, cazzo, ho bisogno di una pole position provvisoria. Il Kume è in pole provvisoria, il Kume sta vaneggiando troppo oggi. Sono carico perché voglio vincere sto mondiale. Voglio vincere in Ducati. Voglio vincere in Ducati, voglio vincere in Ducati, voglio vincere in Ducati. Quest'anno io vorrei fare anche un campionato dei record, tipo vincere 11 gare consecutive che il record è 10 di Marquez. Vorrei fare questi record qua. Voglio entrare nella leggenda di questo sport. Comunque in Qatar veramente pennelliamo in Qatar. In Qatar il Kume pennella. La cosa è un po' troppo ufficiale per i miei gusti. Un Kume perfetto, Marquez è secondo. Marquez in questo periodo è l'eterno secondo. Dai Kume, sentenzia, come sai fare solo tu. Vogliamo la sentenza pura.
Final lap, ragazzi, questo sarà anche fastest lap. Sì, 1,55, 0. Tira fuori il gambino. Un giro record d'antologia. Un giro record che mi dava assolutamente la pole position, cosa che non sono riuscito a fare veramente, la maledizione della pole. Intanto cerchiamo di togliere la maledizione della vittoria. Very good, Kuma, very good. Il Kuma sta veramente guidando fino adesso in maniera sublime. Sta dimostrando al pubblico qatariota che c'è solo lui. Ci sarà un po' il braccino corto alla fine, chiaramente, perché non vincola troppo. Dai ragazzi, mancano ancora pochi chilometri, poi sarà la vittoria. Che manca da tanto, da troppo. Quando ho vinto il mondiale ho vinto anche ad Austin, ho fatto il double, il doppietta nelle prime 2 gare. Devo ripetermi, voglio vincere anche a Austin, punto e basta. Dai, poche curve, mi separano dalla vittoria. Poche curve, per una gara letteralmente dominata dall'asso italiano. Marquez è quasi un secondo. Rossi crolla intanto dalla pole position, Rossi è proprio crollato. Crollo rossiniano. Signori, finisce qua il Gran Premio del Qatar. Oddio. Oh merda. Ho frenato sbagliato. E qua si rischia. E qua si rischia. E qua si rischia. E qua si rischia, ma comunque porta a casa la vittoria. Prima vittoria stagionale. Il Barone Rosso. Io sono il Barone Rosso. E godo. Bravo Kuma, molto molto bene. Primi 25 punti arrivati come al solito. Bravo Kumendone. Hashtag il Kuma è tornato. Per lui, oltre al prestigio della vittoria, yes. Questo piazzamento gli frutta anche 25 punti importantissimi. E godo abbastanza guidone media. Ragazzi, troia merda, ho perso un'altra pole. È incredibile, la maledizione delle pole, 11 millesimi stavolta da Marquez. Non so più cosa dire, fiori. Ragazzi, perdere 2 pole così non è facile, una per 13 millesimi, una per 11, non lo so, veramente impressionante. Impressionante quel che mi sta succedendo nelle pole position, la maledizione più pura che si sia mai scatenata. Però in gara possiamo e dobbiamo vincere. Voglio la seconda. Voglio la seconda sinfonia. Marquez, ero davanti io. Non me ne fotte un cazzo. Cazzi tuoi, Marquez. Cazzi di Marquez. Mentre Marquez sta vivendo veramente un periodo sfortunatissimo. Però anche lui è coglione. Sono davanti, che cazzo mi vieni a ruota. Non sono proprio tranquillo neanche non faccio la moviola. Il moviolone Kumendone non serve. Ero davanti io. E devo approfittarne adesso, devo assolutamente approfittarne. Dai che sta girando, sta girando la sfiga, anche se in qualifica ancora ce l'ho. Sto prendendo tante pole per la mia carriera, per le mie classifiche, perché voglio veramente fare un palmarès devastante, voglio. Per questa difficoltà, con questa fisica sono anche orgoglioso, cazzo. Però devo vincere con questa fisica, non ho mai vinto, e con la Ducati moto italiana mai vinto. Ho vinto solo un titolo per adesso, il primo anno, all'esordio. Adesso concentration please. Madonna qua. Me la sto cercando di prendere un po' comoda, nel senso ho un secondo di vantaggio. Non voglio rischiare. Voglio la seconda, la pretendo. Anche perché c'è Marquez che è fuori. Se comunque è caduto avrà perso molte posizioni. No, oddio, no, non ricominciamo con gli errori comendiani, per favore. Rossi se ne va. Sbagliato io. Ecco, perché devono arrivare gli errori così? Braccino corto un po' per il Kuma. Leggero braccino corto che a Austin mi è già capitato in Moto 2 di perdere una gara così. Qua il Kuma rischia.
Qua il Cume rischia, però non fa del male a Rossi. Primo giro completato. Qua va troppo lungo, va lungo. E il Cume si ferma. Non voglio ammazzare Rossi. Concentration please. Rossi comunque sta facendo una stagione migliore rispetto all'anno scorso, qua per non beccarlo, un po' paura di beccarlo, sono sincero. Rischio di ciavarmi la vittoria per questa stronzata. Mamma che lotta con Vale, finalmente, finalmente. Rossi versus Veneziano, ci voleva. Primi 2 anni MotoGP non c'è mai stata sta cosa, se no che Veneziano ha un po' ammazzato Rossi. Devo capire quando e come superarlo. Devo stare tranquillo, anche Lorenzo dietro. Gara difficile. Sono a sandwich tra le due Yamaha. Rossi sembra avere qualcosa in più, o più che altro io sembra avere qualcosa in meno rispetto al solito, nel senso ho un po' paura. Mi ricordo la caduta di Austin dell'anno scorso, però anche del grande podio dell'Argentina. Devo confermarmi, fioi. Devo confermarmi in Argentina, senza né santi né madonne. Anche il secondo giro è andato purtroppo e Rossi ha recuperato anche terreno, nel senso ha guadagnato terreno purtroppo. Giro record di Rossi, sta girando alla grande Rossi, di un altro pianeta oggi Valentino. Però finalmente un bel duello Rossi-Veneziano. Sono contento Beppe, sono contento. Un po' lungo, qua un po' lungo. Prendiamo, ok. Ecco recuperato qua. Niente, qua ho riperso però. Peccato. Dai, ho ancora qualche curva. Non è che forse anche Rossi ha il braccino da tanto che non vince anche Vale. Solo che rischiare voglio andare fuori al 100% con questa fisica. Tanto ho massacrato Lorenzo. No, lungo. No, ce la faccio. Mamma mia, sono un orgasmo, scusate. Dai, alla fine, crea il miracolo alla fine, come tu sei quello delle ultime curve, se va bene. Mamma, sono vicino. Niente da fare. Però bel duello, finalmente il primo duello Rossi-Veneziano, speriamo sia l'inizio di una sfida per il mondiale. Basta spagnoli. Grande Rossi, ma Veneziano. No! Mamma mia! Mi sono cagato addosso. Buon secondo posto comunque, bravo Cume. Quanto ho rischiato. Siamo primi comunque a +7, bravo Veneziano, ma quanto ho rischiato all'ultimo secondo. Mi sono cagato addosso. È abbastanza ufficiale. Per lui 20 punti importantissimi in ottica campionato e la consapevolezza di raga, un saluto al comandante Veneziano, ma il Cume c'è. Ciao!